Signor Mario? Buonasera a te. Mario, siete un grande, io sono un grande fan vostro. Ma quale grandi, sono 1,66 m, Ma voi siete grande di spessore. Grazie. Voi portate la canzone napolitana per tutto il mondo. Ah, portiamo coppie in spalla. Ma la portate con la voce. Ma Perché se siete... voi avete un po' di tempo da stare così in linea con noi, io una volta Io... a un festival di Napoli ho litigato con un grande cantante che non faccio il nome, perché lui diceva sempre io sono il più grande, il più grande, il più grande. E allora io gli dissi, guarda che a noi un poco porone, portammo a Napoli un coppia in spalla, tu con le tue canzoni, io con le mie, un altro con le sue, perché Napoli ha avuto un sacco di grandi Mario, cantanti, come per Mario esempio... però, sì, Sì. voi a differenza degli altri la canzone la interpretate, non la cantate solamente. E È perché? per Io questo che vi distinguete. devo ringraziare al maestro Attilio Staffelli, che negli anni 60 era il direttore del conservatorio a San Pietro e Maiello, e quando io andavo a studiare da lui, che aveva una donna con lui che era una soprana che si chiamava Sì. Ria De Astis, che praticamente facevamo scuola lì, e lui mi diceva, se tu non tieni coro, non cantà, perché se tu il coro non lo tieni non puoi trasmettere niente a nessuno, perché la Mario, canzone belle, è belle parole. un'emozione, la canzone, perché io la canto per me e poi mi esprimo attraverso me quello che vorrei dire a voi, e voi l'accettate forse perché vi piace, non lo so, insomma, Bravissimo, forse bravissimo. sarà il Dio che vuole così, non lo so. È vero, è vero.